Allora, l'associazione è nata nel 2007 per volontà di Banca Prealpi, che ne è anche il socio sostenitore. Attualmente conta 4.300 soci. Può farne parte qualsiasi persona purché sia correntista di Banca Prealpi, quindi per essere soci di Noi per Noi e usufruire di tutti i servizi basta entrare in uno sportello qualsiasi, in una filiale di Banca Prealpi, accendere un conto corrente e si può farsi soci. Ha molto senso non solamente per i servizi che l'associazione dà sotto il punto di vista così di sostegno alle famiglie attraverso buoni, ma soprattutto per quello che l'associazione dà sotto forma di prevenzione basata su visite specialistiche per la salute, ma anche attraverso convegni, corsi che l'associazione mette in campo appunto per dare sempre maggiori servizi alla popolazione. Allora, i progetti più grossi del 2019 riguardano soprattutto, sempre come ho detto prima, la prevenzione della salute attraverso la promozione di 8 visite specialistiche. Naturalmente queste visite non le mettiamo in campo di nostra volontà, abbiamo un consulente etico che, studiando il territorio e quindi le necessità geografiche, di genere e di età, ci consiglia quali promozioni dobbiamo fare e mettere in campo. L'altra grande promozione che facciamo è quella di viaggi e quindi il tempo libero dei nostri soci. L'attività di Noi per Noi, associazione, si esplica attraverso le visite di prevenzione. Nel 2018 sono state oltre 700 e attraverso rimborsi per visite specialistiche nel 2018 abbiamo rimborsato 1.500 visite specialistiche. Naturalmente il rimborso riguarda una parte della visita e come progetto l'assistenza alle famiglie abbiamo erogato 500 buoni scuola. Allora, il Comipa è un consorzio nazionale, consorzio italiano di mutui ed assistenza di previdenza che raggruppa e associa tutte le mutue sorte da iniziativa di banche di credito cooperativo in Italia. Noi rappresentiamo circa 40 mutue che sono sparse in tutto il territorio nazionale, assistiamo attraverso appunto l'assistenza di tutte le nostre mutue circa 70.000 soci e siamo in netta crescita perché in questo momento, in un contesto particolare del credito cooperativo che lo vede in una evoluzione epocale, c'è l'esigenza e la necessità di ritornare invece a un contatto con il territorio perché le banche hanno bisogno di mantenere, diciamo, la loro caratteristica principale che è quella di banca del territorio e attraverso le mutue, le associazioni di mutuo soccorso riusciamo a rimanere in contatto con questi territori e in questo modo oggi più che mai diremo che il nuovo modello di business della banca di credito cooperativo è proprio quella che ha la sua mutua che opera a livello sociale e mutualistico nel proprio territorio. È quello che sta facendo Noi per Noi in questo momento nel territorio di Treviso e delle zone collegate dove opera effettivamente la Banca Prealpi.